picciotti l'iPhone. Non siate così coglioni da comprarvi un iPhone nuovo, perché usato ci può stare. E ve lo dico da utente, non solo iPhone Apple, che usavo Apple quando non sapevate che minchia era, mi sembrava per fare musica quando ero conservatorio, e sono utente iPhone, no? Un iPhone del 2021, non lo so quanti ne passare, e mi terrò questo. Ma fanno gli aggiornamenti che ho disattivato, lo stesso si fanno gli aggiornamenti da soli, perché loro hanno tutto un sistema indipendente di fighi su cani. Ti mandano queste obsolescenze al telefono, e la mia batteria come telefono è un marone, caro, urava prima troppo bella, ora ne 10 minuti scino 90%, po' fighi, po'. No Leo, ma guarda, io sono d'accordo con te, io mi compro l'iPhone ogni anno nuovo quando esce e gli do 2, 3.000, 4.000 euro, che stanno a cattamo, perché a me effettivamente mi serve per lavorare. Fai così col braccio, fai così. Ah, va cacaccia, minchia, brr. Minchia, vado a fare se tu presente Mattarella, per esempio l'iPhone, l'ultimo modello, la fanno tutte le stesse cose, mettono una cosina in più e siete contenti, e poi mi dite per lavoro, e poi che minchia fate travagliato come McDonald's. Per esempio per farvi fotografie, perché è uno status, il vostro status è come avere la bella macchina, l'iPhone, che non conta più la persona che sei, contano le puttanate che hai, e dovete giustificarvi perché vi pare male pure a boate, perché in cuor vostro lo sapete, la verità la sappiamo tutti quanti, e quindi dovete dire che lavorate. Devo menorraio, la fate 4 foto quando mangiate i piatti miei, da brr. Dai, che ora qualcuno sa, niente, ne potremo runnare, che io ho toccato l'iPhone. Non è che ho toccato l'iPhone, io ho toccato la vostra personalità, voi stessi, perché voi vi identificate con un oggetto. Voi non comprate l'iPhone, voi siete l'iPhone, e quindi vi offendete quando uno dice queste cose, ma vi offendete per verità, brr.